L'Accademia delle Arti dona questa targa fatta in ceramica da loro realizzata in occasione del 60° anniversario della fondazione del Liceo Leonardo. Ricordiamo a tal proposito il grande evento che avete fatto per 3 giorni al Teatro Pirandello e quindi ora la targa per non dimenticare. Sì, noi ringraziamo il direttore Alfredo Prado dell'Accademia di Belle Arti di Agrigento che ha voluto donare proprio al Liceo Leonardo questa realizzazione in ceramica, un'opera altamente artistica realizzata proprio in accademia che raffigura il volto di Leonardo ed è inciso anche il 60° anniversario. Evidentemente questo sta a dimostrare come la scuola in sostanza è strettamente collegata con il territorio e quindi lavorare in sinergia con gli altri enti e le altre istituzioni presenti. È stato presente anche nel momento in cui è stata scoperta questa capolavoro, io chiamo un capolavoro veramente, e anche il dottore Zarbo, il dirigente dell'ufficio quinto di provveditore agli studi di Agrigento, e quindi per noi è stato anche la sua presenza ha reso ancora più significativo questo momento. Un anno in cui la scuola si è particolarmente distinta per le tante attività svolte, fra cui in particolare l'alternanza scuola-lavoro. Sì, quest'anno molte sono state le attività come del resto anche negli altri anni, abbiamo adottato alcune opere culturali e artistiche del nostro patrimonio, tra cui la chiesa di San Giorgio, grazie anche all'attività di alternanza scuola-lavoro. Tante le attività ludico-sportive che la scuola ha organizzato, non ultima questa di oggi, di questo trofeo dedicato a Taibbi. Sì, è vero, infatti oggi per quanto riguarda il 60° anniversario della nascita della nostra scuola, questo è, come si è ricordato, è l'incoronamento di quello che è stato il momento particolare della nostra scuola, voi lo sapete, con tantissime giornate. Oggi non solo è questo il sigillo della nostra ricorrenza del 60°, ma oggi come ogni anno abbiamo voluto ricordare con il trofeo Taibbi, con una partita sempre dedicata a questo ragazzo che è morto, che era alunno nostro, e pure il trofeo di un professore di educazione fisica che era un docente molto vicino a noi, molto vicino a quello che erano le attività sportive.